Buongiorno, bentrovati, 15 maggio. Partiamo subito con l'informazione delle notizie e la prima pagina del Mattino di Padova: taglio delle tasse, busta paga più alta per oltre 350.000. La decisione sul cuneo fiscale permetterà di ricevere da luglio a dicembre un bonus sullo stipendio che andrà dai 40 agli oltre 100 euro mensili. Notizie di sport, soprattutto sui giornali padovani. Padova, addio sogni di gloria, passa la Virtus e sotto Super Petrarca ancora in finale contro Rovigo. Naturalmente si parla di eccellenza e rugby. Sono squadre che hanno vinto lo scudetto che si sono salvate e squadre che invece stanno continuando a vincere lo scudetto. Si occupa anche della Dunata degli Alpini il Mattino di Padova, ma soprattutto scrive notizie anche di cronaca: cucina a fuoco nella notte, studenti salvi per miracolo, e tante altre cose che andiamo a vedere. Invece vediamo su Gazzettino la Naia volontaria, Meloni apre, la premier alla Dunata di Udine, tema che si può affrontare: la patria, seconda mamma, la russa, un addestramento di 40 giorni per partecipare alla vita delle forze armate. Ma sono notizie di caratura nazionale, come vedete anche qui Bagnaia e Vignales, caduta e rissa al Gran Premio di Le Mans, vince Bezzecchi, ma sono naturalmente notizie che abbiamo visto anche sugli altri giornali. Un po' il lunedì è un po' così: retroscena a Giorgia, i gradi da generale, lei agisce come noi alpini. Grano, stop di Mosca all'accordo, si rischia un'ondata di migranti. E poi c'è Federica Pellegrini che si racconta: io, i miei genitori e quelle nozze a Las Vegas. Di lunedì andiamo a vedere il Corriere della Sera, perché non esce il Corriere del Veneto, quindi la prima pagina del Corriere della Sera dice: Kiev vincerà entro l'anno, Zelensky a Berlino, pronti all'offensiva, ci servono jet, Scholz, Mosca si ritiri, e parlano un po' delle stesse cose per quanto riguarda anche la faccenda della guerra in Ucraina. Erdogan verso il ballottaggio, si parla molto di elezioni, anche elezioni che comunque sono nella nostra zona, e sappiamo che molti comuni vanno al voto. Oggi pomeriggio sapremo altre cose. Fazio e Littizzetto che se ne vanno dalla Rai e vanno su Discovery, e poi c'è Salvini che dice belli ciao, e in basso nella fotonotizia Djokovic: sono un lupo solitario come quello che vidi da bambino, sono solo come il lupo che io a 10 anni insomma vidi, mi spaventò su Belgrado, i vaccini, Kosovo, l'Ucraina. Insomma, si racconta molto il campione di tennis che tutti conoscono bene. È tutto per le prime pagine di oggi.